esprimo il mio dolore ed esorto quanti ne hanno la responsabilità ad agire in modo deciso per impedire sia lo sfruttamento sia le pratiche umilianti che affliggono in particolare le donne e le bambine. Oggi anche in Italia si celebra la giornata per la vita, sul tema custodire ogni vita. Questo appello vale per tutti, specialmente per le categorie più deboli, gli anziani, i malati e anche i bambini a cui si impedisce di nascere. Mi unisco ai vescovi italiani nel promuovere la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Ogni vita va custodita sempre. E noi siamo abituati a vedere, a leggere sui media tante cose brutte, notizie brutte, incidenti, assassini, tante cose. Ma io vorrei oggi menzionare due cose belle. Una è nel Marocco, come tutto un popolo si è aggrappato per salvare Ryan. Era tutto il popolo lì lavorando per salvare un bambino. Ce l'ha messo tutta. Purtroppo non ce l'hanno fatta. Ma quell'esempio, oggi leggevo sul Messaggero quelle fotografie di un popolo lì aspettando per salvare un bambino. Grazie a questo popolo per quella testimonianza. E un'altra è successa qui in Italia, che non uscirà nel giornale, nel Montferrat. John, un ragazzo ghanese, 25 anni, migrante, che perché arrivare qui ha sofferto tutto quello che soffrono tanti migranti. E alla fine si è sistemato nel Monferrato, ha incominciato a lavorare, a fare il suo futuro in un'azienda vinicola. E poi si è ammalato di un cancro terribile e in fin di vita. E quando le hanno detto la verità, cosa avrei voluto fare? Tornare a casa per abbracciare mio papà prima di morire. Morendo penso al papà. E quel popolo, quel paese del Monferrato hanno fatto subito una raccolta e imbottito di morfina lo hanno messo sull'aereo a lui e un compagno e lo hanno inviato perché potesse morire nelle braccia del suo papà. Questo ci fa vedere che oggi, in mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle, ci sono dei santi della porta accanto. Grazie per queste due testimonianze che ci fa bene. Saluto tutti voi, romani e pellegrini,